Si torna a discutere de continuità territoriale, quando su bandu nuovo regala maniare, Zambisia desaggiunta a Todde per fare questo sconto skinsa a Commissione Europea. In su convegno promovido dai su Centro di Studio Sardegna si va a vedere debintano della legislatura skin 3 ex presidente della regione, Renato Osoru, Ugo Capellacci e Francesco Pigliaru, sex assessore del trasporto desaggiunta Asolina, Antonio Moro, su consulente desassessore in garriga desaggiunta a Todde Boccao Giovanni Dore, in prur su presidente del Comitao Pros'insularidade, ex cussizeri regionale del Riformadores Michele Cossa. Ponende a confronto sul modello differente che in una tariffa unica senza discriminazione per il trasporto aereo, oie unubisu e regular vezza del 2008, ponendo a banda miradas politica diversas, tutto sono concorde schier Bruxelles chi deve mudare parre, non sono mancadas però sas criticas sa giunta in garriga. Su t'accusa vinza sas interpretazioni comunitarie del 2017 che hanno posto limiti importanti che oggi si pacana in sa continuità aerea in vigenza. Pro Cossa si Europa di per riconoscere a sa Sardegna sa regola del suo principio di insularidade. Contrario invece Renato Osoru che considera questo comportamento un alibi per occupare atteros problemas. Quando mancano pacca schidas, a su udienza in merito a su ricorso contro sa decadenza della presidente della regione Alessandra Todde, su collegio de garanzia elettorale ha revocato un mandato a sa difesa affidato a sa Boccao Riccardo Fercia. E si sta su collegio Mattesi a decidere come presidio da Massimo Poddighe intrao a su posto de Gemma Cucca in pensione de Paccardiese. Alludare e schires proprio a Boccao Vercia, chi no ha a rappresentare su collegio de garanzia in sos processos indennanti del tribunale ordinario e desa Corte Costituzionale. Sos procedimentos in corso pertoccano a un'ala sa sanzione pecuniaria de 40.000 euro e sa decadenza della presidente della regione, ambas in sordinanza de su collegio de garanzia contro Alessandra Todde per irregolarità in sa rendicontazione della spesa fatta un anno fa che in sintesi della campagna elettorale. A Satera abesso ricorso promovido della regione in merito a su conflitto di attribuzione intre sos poderes desi Stadu. Boccao è docente dell'Università de Castello Riccardo Fercia ha depositato promedio de onato de adesione autonoma sa richiesta di intervento indennante de su Zuzze pro difendere su provvedimento che su Mattesi ha bottao come componente de su collegio de garanzia elettorale. Una paia di ieri fa che sono legale della presidente Todde aiana dau a ischire a conclusione della procura in merito a su ricorso in su tribunale civile ove si pedi de tornare a considerare la sanzione pecuniaria e s'annullamento de su provvedimento di su collegio de garanzia pro su chi pertocca sa decadenza. Come si setta s'udienza, ma sas polemicas pro questo caso giudiziario non cheren abrandare. Un patto nuovo, intro su campo largo, un progetto nuovo che vieta una lista unica in appoggio del suo candidato a sindaco Emiliano Venu. Sas elezioni amministrative arnugoresas hanno abie su PD e sor riformisti per Nuoro currende parisi. Un isseperu programmatico e elettorale deciso in sas ultima schidas, considerando uno scanto spiessignos a comune, mogende da esperienze comunes in sopposizione, che in ruolos e modalità differentes in sintesi desorbella de cannor desaggiunta Soddu. Dunque, a fortiare l'amministrazione comunale, ma per rivalorizzare los elementos positivos che zai bisogno, paris che in sas istituzioni supracomunales, prosupattu PD riformistas es preciso a mudare passo rispetto a su passau. In primo piano, obiettivos comunes a su campo largo, firmare su disterru des orzovanos, dare opportunidades de traballo, facer de Nuoro una città a casazzadora e sostenibile, senza si dimenticare desa grande opportunità des Einstein Telescope. Sa die è scominciata che in Carchinue, una guerredda galuvrisca, su che luminettande abba, ma non bastava a brandare sa gana e mare, e difatti a metà de Manzano, su sola cominciava a boccare sa conca, donando gli puro a sa città de Castello un assaggio d'estiu. Che in una temperatura de 24 grados, in pacas ora si spiaggia de su poetos esprenada. Casteddaios e turistas han isterios asciugamanos, s'han appostos sull'erar de sole e s'han agodiu su sole, in mezzo de pizzino riocande, calicunu chi no attimio a sighettare a modde,
Turistas tirande fotografias e persone de su locu chi in sa cadiredda pinnicada sutta su brazzu in chirca de assentu. Un rittu che si rinnova cada anno, in pessu che arriba su primu sole, caente. In medas hanno approfittato de su ponte pro si godire saghera libera, chi es abbronzata, chi es bibet un caffè un aperitivo in sos chioscos in soro e mare, chi è passizzata e chi es allenata, e non manca su pistichinzu pro sa partia intre Casteddu e Udinese a Borterie. Sormerer de sol locale non si pronunziano, si la ridene, ma a microfono stancaus calicuna a mesu boca e lunata, chi procomo su cuminzu pare buono e chi si spera e chi si attabere un'istagione profettosa. Ma di appares chi cust'anticipu de stiu non dure me dai crassu tempo sate sconzare, chinabba e temperatura spurbassasa, aghera vritta che arriba dai su mare de su nord e dai si Scandinavia, cara su Mediterraneo a primor de sacchi da chintrata. In Casteddu però si godini sa die de sole e su poetto che a sempre si conferma tu un locco esistiu, bortar medas e esprimidivu. Tre die de confronto in Lubula pro si speleologia sarda, dibattidor, mostras, approfundimentos de questione de attualidade, che sa possibilidade de che collire sabba dai sormontes carsicos e la ponere a disponimento de sas comunidades in tempus de sicagna, cando sa mancanza de abba esta zona evitiana. Su mundo ammaiadore de gruttas e nurras es capassu de evocare a pizzu segretos e informaziones profettosas. Sa dobbio de sa Federazione Speleologica Sarda in Lubula no er de badas, a un'ala sos cucuros esar gruttar de su Monti Arvo a satteras arminierar de sos enattos, ma mescamente sa prospettiva de vravicare sa struttura des Einstein Telescope che pro su territorio e sa comunidade scientifica sono un disafio che non si può perdere.